bisogna premiare anche te. Per cui Francesca, questo è il nostro riconoscimento che verrà consegnato dal vicepresidente. Ciao a tutti, allora un po' di storia su questo trofeo. È qualcosa qualcosa di particolare che parte dal logo di quell'anno, bene lo conosci, però studiato, proposto a più negozi o che gestiscono trofei e ho trovato il negozio che ci ha accontentato, quindi è stato un parto di 3 mesi, però un parto, te lo posso garantire. Comunque penso il risultato finale sia perfetto e che gode la giornata che abbiamo fatto. Assolutamente. Grazie. Grazie a voi e adesso tocca a me premiare tutti voi perché con un bel progetto, trofeo progettato dal Motoring Classic Land. Era così bello che uno doveva rimanere in casa, diciamo così. Comunque da parte mia un ringraziamento enorme perché siete stati una spalla e un'organizzazione impagabili, location bellissime, amicizia con l'amministrazione importante, quindi la manifestazione è ben riuscita. Grazie a tutti voi, al Presidente, al Vicepresidente, a tutti, complimenti e grazie per l'opportunità di questo collaborazione. Grazie Francesca, io spero abbiate passato una bella giornata, quindi non è ancora finita, adesso arriverà il caffè, i dolcetti, non so dove siete arrivati, e comunque poi vi ringrazio già da adesso, vi saluto già da adesso, anche poi avremo maniera di stringersi la mano in uscita. Abbiamo fatto tutto il possibile, spero che tutto sia andato per il bene, che siate rimasti contenti. Io sì. Altrettanto la soddisfazione. Non sei proprio più giovane, quasi più giovane. È più giovane, probabilmente non volevo il premio. Ecco. Dicevo che è il primo raduno dove non devo domandare che macchina che è Totì. È vero. Infatti io stamattina ho chiesto a uno, hai visto una fulmine passare? Ho preso la barba. Bene, grazie della partecipazione, foto ricordo. Grazie. Ecco, ricordo